migliore. Buonasera, puntata devo dire davvero eccezionale quella di 40 di questa sera. Perché? Perché aspettiamo il Vescovo Tomasi, nuovo Vescovo della Diocesi di Treviso, e noi con 40 cercheremo di aspettarlo raccontando 40 anni di Chiesa Trevigiana attraverso le immagini storiche ed esclusive dell'archivio di Antenna 3. E quindi rivedremo i Vescovi precedenti, partendo veramente da chi come dire, ha cominciato ad approcciarsi alla televisione locale, ovvero il Vescovo Mistrorico, e poi gli altri fino ad oggi praticamente. Commenteremo queste immagini con 3 personalità del nostro territorio. Cominciamo con Donaldo Danieli, che è il Vescovo, anzi è il sacerdote dell'accoglienza, qualcuno addirittura lo voleva nominare Vescovo. Poi naturalmente avremo lo sceriffo di Treviso, che i vescovi li ha conosciuti da quando era dipendente di Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana, ed infine la penna che da 40 anni scrive di Treviso della trevigianità, ovvero Andrea Pasterini, giornalista della Tribuna di Treviso. Ma come sempre cominciamo con la sigla. Sono le 15:52, quindi 22 minuti di ritardo rispetto al previsto. L'elicottero che sta trasportando il Santo Padre si sta avvicinando al suolo, sta quindi per atterrare sulla terra di Riese, sulla terra di Papa Sarto, San Pio X. L'elicottero sta effettuando la sua manovra di atterraggio di fronte a migliaia di persone che dall'una aspettano questo momento, gente venuta da tutto il Veneto a salutare il Santo Padre. Ecco le autorità che stanno attendendo. Si è alzato dal suo posto Giovanni Paolo II e sta per apparire dalla scaletta dell'elicottero. Chiaramente un'attesa per tutti quanti hanno aspettato fino a questo momento, un momento importante, un momento significativo nella storia del paese, di questo paese, nella storia della provincia di Treviso e del Veneto in generale. Ecco Giovanni Paolo II, salutato da un applauso, da urla di gioia del pubblico che molto compostamente ha aspettato questo momento. E in questo momento ha toccato la terra di Papa Sarto, di San Pio X. Forse le immagini più toccanti della Chiesa trevigiana degli ultimi 40 anni. Era il 15 giugno 1985 e Giovanni Paolo II visitava la terra trevigiana partendo dalle Cendrole, partendo dalla casa natale di Papa Sarto, di San Pio X. Con me per commentare queste immagini, come abbiamo detto in anteprima, Donaldo Danieli, sacerdote ed educatore. Ben arrivato, buonasera. Allora, riguardando queste immagini, che cosa si prova? Beh, è un'emozione inevitabile e penso al 30ennio di episcopato di Monsignor Mistrorico, che mi ha ordinato sacerdote nel 62, ed è un 30ennio molto interessante perché è avvenuto il Concilio Vaticano II, che ha proposto delle direttive anche pastorali che erano innovative rispetto a quelle che erano le direttive del Concilio di Trento, che ancora avevano un valore per allora, insomma. Ecco, è una Chiesa in evoluzione, una Chiesa che cercava di incarnarsi in realtà storiche che erano continuamente diverse dalle precedenti, situazioni concrete che ci imponevano di cercare piste pastorali nuove. Allora ci sono stati i preti operai in quel tempo,
ci sono state delle riforme liturgiche, il vescovo in modo particolare è stato un liturgista. E parliamo di Monsignor Mistrorigo, perché forse tra i vescovi, diciamo, di questi ultimi 40 anni quello che ha fatto il tratto più lungo, diciamo così, di gestione della diocesi. Certamente sì, è stato circa 30 anni e ha vissuto anche in un periodo, diciamo, di trapasso da una pastorale tradizionale a una pastorale nuova, perché lui che dovevamo inventare. Ha partecipato al Concilio Vaticano. Lui è stato uno dei padri conciliari. Allora adesso ci sentiamo le parole del Vescovo Mistrorigo in questo momento, che è l'arrivo del Papa, che forse è stato proprio l'apice, forse proprio della sua presenza vescovile in questa diocesi di Treviso. Allora l'RVM è il numero 7 per il nostro Andrea Basso, che con Roberto Durigon ci assiste in regia. Sentiamo cosa dice il Monsignor Mistrorigo pochi minuti prima dell'arrivo del Papa a Riese. È un'attesa incredibile, qui la gente compostissima attende il Santo Padre, che impressione ha? Proprio, l'impressione buona ha incominciato proprio questa mattina, quando il cielo ha voluto aprirsi per darci spiragli di speranza, no, e adesso abbiamo il sole che scotta. È un simbolo anche questo? Anche questo è un simbolo. È un augurio. È un augurio. E poi la gente? All'aeroporto dovevano essere 6-7 persone. 6-7 erano appena 3-4 mila, via. Ecco sì. E qui mi pare, chi li tiene? Qui mi pare che le persone sono già molte. Questo è proprio un segno. È un segno che fa bene sperare, cioè che produca anche bene. Perché noi viene per curiosità, vuol dire che ha qualche motivo più profondo, in fondo abbiamo che fede, perché questa se no non vegneria. Sì. C'è una compostezza religiosa, quasi ci si trovasse in chiesa. Sì, non è un'attesa come un avvenimento sportivo. Appunto. Oppure quando si tratta dell'attesa di Bruxelles. È un'attesa in un luogo, diciamo, sacro. Altro che sì. Noi speriamo che non tarda troppo per non rimandare dopo tarda ora gli ultimi. Un vescovo, ci fa un po' sorridere, è pratico e nello stesso tempo molto alla mano. E poi c'è il vicario generale, se non sbaglio. Monsignor Guarnieri. Che proprio poi sembra un dialogo molto sereno fra fratelli, così, cioè, sembra quasi che non arrivi neanche il Papa, voglio dire, il Santo Padre. Che immagine è questa chiesa? Una chiesa mi sembra molto, molto, come dire, alla mano, quella di Monsignor Mistrorigo. Sì, diciamo, è una chiesa che da chiesa aristocratica diventa sempre più una chiesa popolare che va incontro alla gente. Monsignor Mistrorigo aveva un tono anche dimesso, pur essendo un liturgista e quindi avendo anche valorizzato tutti i simboli, i segni che adesso vengono un pochino accantonati, anche i paramenti sacri vengono semplificati oggi. Insomma, oggi si continua su questa strada di semplificazione. Ecco, allora io invece volevo far vedere, cioè volevo proprio far notare il contrasto. Allora qui abbiamo il Vescovo Mistrorigo che quasi scherza, dice che c'erano stati 6-7 persone, c'erano 6-7 mila che aspettavano il Papa all'aeroporto, e poi invece quando arriva il Papa e quando lui lo guida alle Cendrole, vedete, guardate insieme questo spezzone di presa diretta, sempre il 15 giugno dell'85, e state attenti al Papa Giovanni Paolo II e dietro le spalle come lo guida il nostro Vescovo di Treviso. Vediamo insieme. Sia lodato Gesù Cristo. Saluto tutti voi, carissimi fratelli e sorelle di questa località che si chiama Cendrole, un santuario della Madonna.
Anche qui, ecco, qui invece si nota come veramente il Papa si faccia guidare dal Vescovo Mistrorigo. Che rapporto c'era tra il Vescovo e il Papa? Ma essendo un liturgista di fama, aveva dei rapporti abbastanza intimi, diciamo, almeno da come ci raccontava lui. Quando andava a Roma veniva ricevuto e aveva anche dei colloqui, insomma, con il Papa. Ecco, dicevamo liturgista, allora io adesso, sempre con il nostro Andrea Basso, farei vedere, intanto che lo commentiamo, delle immagini all'inserto numero 2, che è la celebrazione del Natale del 1982 da parte del Vescovo sempre Mistrorigo. Vediamo insieme le immagini per il discorso proprio della liturgia, di come c'era una liturgia diversa. Adesso non so se ci sarebbero, cioè se diciamo questa liturgia si potrebbe riproporre oggi, perché come dire, poi non so se riconosce alcuni volti della Chiesa trevigiana. Ecco, rivedendo queste immagini come pastore ma anche come guida proprio della Chiesa e dei sacerdoti e delle parrocchie, com'era il Vescovo Mistrorigo? Era il vescovo che ha fatto delle settimane liturgiche nelle varie parrocchie, valorizzando un po' anche queste manifestazioni, diciamo, belle, che oggi vengono meno apprezzate, diciamo. Oggi si va più alla sostanza del messaggio. Non so se questo sia proprio indovinato quello che oggi noi cerchiamo di fare, perché la gente ha anche bisogno, come diceva Monsignor Guarnier, di una religiosità popolare, ha bisogno anche dei segni, perché i segni hanno una loro eloquenza e un loro valore che è evidente e leggibile un po' da tutti. Tra l'altro qui vediamo un Duomo dove l'altare è in fondo, mentre adesso l'altare è frontale. Qui cos'è? C'è stato, diciamo, il passaggio del Vaticano II, giusto? Certamente, perché una volta, proprio perché c'era l'opposizione con la Chiesa luterana che valorizzava la Bibbia, e noi abbiamo preso... Anche la cattedra è cambiata. Sì. Allora c'è stata una valorizzazione della parola di Dio e messa in evidenza la parola di Dio rispetto all'Eucaristia, che resta centrale, però l'altare viene spostato lateralmente. Nelle chiese protestanti non c'è l'Eucaristia e c'è la parola che è al centro, il libro che è al centro, il messaggio del Vangelo, il messaggio della Bibbia. Va bene, torniamo in studio, grazie, perché siamo pronti per un'altra immagine. Io adesso devo dire, sempre tornando al 16 in questo caso, per il giorno dopo della visita del Papa a Treviso, anzi nella Marca Trevisana, nella diocesi di Treviso, abbiamo delle immagini molto significative di quando invece ha fatto l'incontro la domenica mattina in Duomo. Le propongo a Donaldo, ma a tutti voi che ci state guardando, proprio per vedere l'entusiasmo proprio proprio della Chiesa trevigiana, delle suore, dei sacerdoti. Vediamolo insieme, l'RVM sonoro è l'11. Guardate che immagini, un entusiasmo. Si tornerà ad immagini così, secondo lei? Ma
Ma per una certa popolazione forse sì, ma diciamo che oggi smitizziamo le persone. Anche una volta, io ricordo quando ero in seminario, i professori erano dei miti, oggi vengono demitizzati perché... Ma è un bene o un male? Assueta vilescunt. Quando tu una persona la vedi per la prima volta, fai per la prima volta un viaggio, vieni in mezzo a casa tua, fa notizia. Il Papa che va a comperarsi gli occhiali, fa notizia. Se il Papa andasse a comperarsi gli occhiali non farebbe più notizia, c'è proprio le cose che capitano ogni giorno, vilescunt, non le sottolineiamo più come prima. Allora, qui viene fuori proprio l'educatore, si sente. Bene, allora andiamo avanti perché il tempo scivola via, devo fare un salto. Allora abbiamo parlato di Monsignor Mistrorigo, dopodiché nel 1988 c'è il cambio, 1988 dopo cos'era, 30 anni, 30 anni arriva Monsignor Magnani. Adesso noi abbiamo un RVM sonoro, lo magari teniamo di sottofondo così tanto lo commentiamo anche. Questo è l'arrivo di Monsignor Magnani ad Asolo, che questa è una delle tappe che poi anche Monsignor Tommasi farà nei giorni successivi, perché voi sapete che Asolo è sede vescovile e proprio come tale il vescovo per primo va proprio a porgere il saluto al prevosto di Asolo. Ecco, io l'ho scelta questa immagine, noi l'abbiamo scelta in redazione da commentare con Donaldo, proprio perché qui c'è proprio anche diciamo così, l'abbraccio della popolazione. Ad esempio qui si entra, la chiesa è quella di San Gottardo, che è la prima che si incontra quando si arriva ad Asolo, per poi arrivare invece proprio in Duomo ad Asolo. La cosa particolare è proprio qui siamo ancora diciamo di buon mattino e fra l'altro non è neanche come dire tanto caldo, però adesso vedete le immagini, c'è tanta gente che aspetta e ancora di più ad Asolo, che insomma Asolo notoriamente non è che sia una città, cioè non è Treviso voglio dire, no? Ecco qui, e poi naturalmente ci sono tutte, ecco, questo è proprio il primo drappello e chi conosce San Gottardo sa che insomma non c'è tantissimo spazio, quindi c'è davvero tanta gente con la chiesa. Il commento, secondo lei, Don Michele, anzi Monsignor Michele, troverà le stesse persone, ne troverà meno quando passerà ad Asolo? Ma io penso che troverà un numero di persone più o meno equivalente, anche se oggi le persone che frequentano le chiese sono diminuite, ormai è evidente. Io frequento alcune chiese per servizio alla domenica e vedo che ci sono meno persone di una volta, ecco. Però queste sono sempre immagini che impattano, cioè si capisce, si comprende come la Chiesa sia intimamente legata al territorio, non sia svincolata, almeno questa Chiesa. Ecco qui siamo proprio all'entrata al Duomo di Asolo. Guardate dietro quanta gente segue l'arrivo del nuovo vescovo, in questo caso siamo nel 1988 e il vescovo è Magnani. Ecco che entra, poi sarà così anche per Tommasi, secondo lei? Ma io penso che non sarà molto diverso, perché sento che stanno organizzando per l'accoglienza. In effetti domenica si comincia alle 9:30 da Pederoma, esatto, poi appunto il rito dell'entrata, lì ci sarà proprio anche un momento di preghiera, poi c'è un itinerario. Tra l'altro la scelta di Monsignor Tommasi poi di fare il percorso da Santa Maria Maggiore da Madonna Granda, che fosse della chiesa più antica della città, per arrivare fino al Duomo, e di farlo a piedi per incontrare i fedeli, per incontrare la gente. Che scelta è secondo lei? Per me è una scelta indovinata, perché oggi dobbiamo prendere l'odore delle pecore, non solo noi parroci, noi sacerdoti, ma anche i vescovi devono prendere l'odore delle pecore e diciamo quell'atteggiamento aristocratico che avevano una volta i cosiddetti principi della Chiesa. Oggi sanno che se vogliono incontrare le persone, parlare al loro cuore, hanno bisogno, la gente ha bisogno di sentirli come dei padri, dei fratelli, non come delle autorità calate dall'alto. Ecco, qui abbiamo diciamo uno stile diverso però per Monsignor Magnani, o molto simile a quello di Mistrorigo?
Ma come organizzazione più o meno sarà la stessa. Però io credo che la sensibilità della gente nei confronti del nuovo pastore, del nuovo vescovo è diversa. Attende più che un'autorità, una persona di grande prestigio, attende il vescovo perché sia un padre, sia un fratello, sia un amico. Ecco, però abbiamo visto prima, dopo più tardi vedremo anche delle interviste di Monsignor Magnani, rispetto a Mistro Rigo, com'è stata, diciamo, la conduzione secondo lei della diocesi? Perché abbiamo avuto un Mistro Rigo che ha affrontato, come dicevamo, il 68, il Concilio Vaticano II, invece abbiamo avuto poi Monsignor Magnani che ha affrontato forse la crisi economica, poi ha affrontato anche il tema dell'emigrazione, perché lui è proprio il vescovo che comincia a avere i migranti addirittura sotto, diciamo così, l'entrata del Duomo. Sto pensando a Gesù che quando è entrato a Gerusalemme, insomma, si è auto-organizzato un'entrata trionfale. Io credo che questo aspetto così folcloristico venga mantenuto, però diciamo, credo che dentro l'atteggiamento interiore è diverso, secondo me. Non sentiamo più queste persone come delle divinità che vengono calate dall'alto, ma come delle persone che sono vicine a noi per aiutarci. E allora proprio per questo adesso facciamo un salto in avanti. Dopo Monsignor Magnani nell'88 arriva Monsignor Mazzucato, sì. Don Bruno Mazzucato, Monsignor Bruno Mazzucato. E qui invece lo abbiamo nel 2007 quando presenta a voi sacerdoti Monsignor Pizziolo, neo vescovo di Vittorio Veneto. L'inserto è il 23, vediamolo un attimino e poi lo commentiamo assieme. Sentiamolo. Ed ora, interpretando certamente il pensiero di tutti, esprimo ad un Corrado sentite e fraterne congratulazioni, dicendogli di cuore che siamo contenti di vederlo chiamato alla pienezza del sacerdozio. Non possiamo nascondere anche una certa sofferenza, io lo dico proprio in prima persona, perché ci dobbiamo privare della sua presenza e specialmente del suo servizio, sempre generoso, intelligente. A guardare adesso Don Bruno Mazzucato, cosa si prova? Che stile rispetto ad esempio a Monsignor Magnani e a Monsignor Mistro Rigo? Ma qui sembra di essere tornati un po' più, diciamo così. Diciamo, io l'ho conosciuto che era ragazzo, mentre io ero studente di teologia già, quindi è un sentimento diverso quello che si prova, perché è un confratello, è un sacerdote, era insegnante in seminario, che viene elevato a questa carica. E poi io credo che sia cambiata un po' anche in noi e anche nel popolo l'atteggiamento nei confronti dei sacerdoti e dei vescovi. E la Chiesa la vogliamo vedere come Chiesa del servizio, è una persona che viene a servirci, ecco, allora, che si propone non più con i paramenti dorati, ma che si propone con il grembiule, come diceva Tonino Bello. Ormai questa è la mentalità dei sacerdoti. Ecco, se adesso dovesse dare, lo so che non, però diciamo un suggerimento da, diciamo così, da conoscere, non mi piace il termine, però non mi viene altro, da sacerdote navigato, diciamo così, al nuovo vescovo che sta arrivando, che suggerimento darebbe a Monsignor Tommasi? Per il suo cammino che comincia a dominare. Così forse io ho piacere che quando telefono mi risponda il vescovo, magari pronto, sì, sono io, è vero che ha bisogno di un segretario, ma sentire la sua voce così senza passare attraverso un segretario, un altro adesso passo, adesso ti telefona il vescovo, che anzi lui come fa il Papa, con questo. Quando io vado a fare la spesa ai negozi mi piacerebbe di vederlo anche lui al supermercato che si compra qualcosa che, quindi diciamo più vicino, un po' come Elder Camara che ha lasciato, il Papa ha lasciato il Vaticano, Elder Camara aveva lasciato l'Episcopio ed è andato a vivere in un appartamento.
lui fa bene a restare lì perché ci sono delle motivazioni organizzative che lo obbligano a fare questo servizio. E io credo che questo vescovo verrà con questo spirito, con il grembiule più che con il piviale, ecco, io credo che verrà e che avrà uno stile, ma anche il Papa adesso non è che abbia più il baciamano, il baciapiede, la genuflessione. Io ricordo che quando ero chierico, servivo il vescovo, dovevo prima fare una genuflessione al Santissimo e poi una genuflessione al vescovo e poi insomma adesso questa specie di, diciamo, di idolatria la sentiamo noi della persona. Di là abbiamo un fratello che sta facendo un servizio un po' come Gesù, che aveva il grembiule, che io credo che questa sarà la nuova pista, perché le chiese si stanno svuotando. Ormai siamo tutti un po' malati di materialismo. Io dico che il benessere è la sabbia mobile sulla quale noi impostiamo la nostra pastorale e ci troviamo con risultati abbastanza modesti. Ci consoliamo quando vediamo le folle e magari sono dovute al fatto che ci troviamo in San Nicolò e allora ci sono 5-6 persone per diocesi, per parrocchia e si riempie San Nicolò, allora abbiamo l'impressione di essere ancora. In realtà è una chiesa dove ci sono pochi matrimoni, ci sono pochi battesimi, tanti non battezzano più, tanti non si sposano più in chiesa. Insomma, questa è la strada. Ormai siamo su un sentiero da capre sul quale dobbiamo camminare con tanta umiltà e sapendo che ci possiamo sbucciare le ginocchia e anche le mani. Grazie a Donaldo Danieli, sacerdote, educatore, grazie per queste parole, soprattutto per questo pensiero, che è un pensiero veramente importante. Noi adesso ci fermiamo un attimo, dopodiché riprenderemo e con noi ci sarà chi ha gestito la città e anche la Cassa di risparmio della Marca Trevigiana, cioè Giancarlo Gentilini. Insomma, era il 15 giugno 1985, era freddo, pioveva, pur essendo estate, eppure la gente era tutta quanta lì, il vescovo Mistrorigo, il Papa e soprattutto il sindaco Antonio Mazzarolli. Qui abbiamo invece Giancarlo Gentilini, come annunciato. Con lei vogliamo affrontare la politica, ma anche, diciamo così, la Treviso laica e il rapporto con la diocesi di Treviso. Intanto a rivedere quelle immagini del Papa in guarda, è stata una dunata oceanica, ma io c'ero, sai, perché pensa che il sindaco Mazzarolli abitava di fronte a me e siamo cresciuti assieme, lui e con Leopoldo Mazzarolli, e quindi io credo, lo posso così pensare che Mazzarolli sia stato uno dei sindaci con le mani più pulite. Io volevo affrontare un'altra cosa. Ho visto il sindaco inginocchiarsi di fronte al Papa. Credo che sia una cosa che adesso non si farebbe più. Ad esempio, se vedesse qua Papa Francesco, non credo che il sindaco... Era un costume a quel tempo quando regnava la democrazia cristiana. Positivo o negativo? No, secondo me un capo, sia pure laico, non deve mai inginocchiarsi, perché c'è parità
io sono responsabile di una città, lui è responsabile della cristianità. Quindi due mondi completamente separati, ma che si trovano a darsi la mano, eccetera. Ecco, allora cominciamo a ragionare sul rapporto dei vescovi. Lei mi ha chiesto di cominciare, diciamo così, il suo excursus con delle immagini, adesso lo vediamo, del vescovo Mantiero. Noi purtroppo ovviamente Mantiero è molto prima di quando cominciava Antena 3, perché abbiamo trovato solo che le foto, l'inserto è il 25 per il nostro Andrea, e questo è il vescovo Mantiero. Perché ci ha chiesto di mettere queste foto? Chi è il vescovo Mantiero? Vedi, carissimi cittadini, io credo di essere uno dei pochi che ha visto i più vescovi di tutti. E Mantiero io lo voglio ricordare, perché quando sono entrato nel Collegio Pio X nel 1940, assieme al rettore Meneghetti, perché era Collegio Vescovile San Pio X, e quindi l'ho conosciuto là perché veniva a trovarci ogni tanto, a darci delle lezioni di cristianità, e quindi l'ho sempre ammirato. E si chiama il vescovo della guerra. Esatto, vescovo della guerra. Quindi il bombardamento 7 aprile 1944. Sì, perché io vi racconto due episodi che nessuno sa, ma io ero presente. Quando c'è stato il bombardamento del 7 aprile, io e mio padre siamo andati immediatamente in Calmaggiore, perché là c'erano dei miei amici in piazzetta della Torre, ma al posto della casa c'era soltanto il vuoto. E quindi, però ho visto il vescovo Mantiero e tutti quelli che venivano fuori dal rifugio a raccogliere per terra, cercare di trovare ancora le persone che urlavano, eccetera. E l'ho visto con le braccia sporche, con i vestiti sporchi, ma era in mezzo al popolo trevigiano. Questo è uno dei ricordi che quando ci penso mi vengono i brividi. E poi un'altra volta, ricordatevi che in via Francesco Baracca, sull'unione con via Tofane, era stata sequestrata una villetta, vi posso dire il numero 20, civico 20, e là venivano portati tutti gli ebrei che venivano in base alle leggi razziali. Noi, le famiglie, andavano a aiutarli, portare i viveri, eccetera. Ma la cosa che mi impressionò è vedere, mi sembra che fosse una Fiat di quelle musone, ecco, che avevano i predellini dove si mettevano in piedi i soldati col mitra, eccetera, per pattugliare. E dentro c'era il vescovo Mantiero, assieme a, non so, 2 o 3 preti, ma lui sfidava le leggi del momento per dare un aiuto agli ebrei che erano penalizzati. Allora, il vescovo nuovo Michele Tomasi arriva domenica. Cosa dovrebbe assorbire dall'esperienza di Mantiero il nuovo vescovo? No, di Mantiero dovrebbe portare avanti quel Vangelo di Gentilini. Dio, patria, famiglia, ordine, disciplina, rispetto delle leggi. Allora io credo che possa far parte della comunità, perché a me interessa che un vescovo faccia parte della comunità. Bene, ecco. Allora adesso invece, so che lei ci tiene particolarmente, facciamo vedere nel 1983, l'inserto è 14, poi lo commentiamo insieme, è l'insediamento a Vittorio Veneto del vescovo Ravignani. Attenzione alle immagini perché sono delle immagini esclusive. Monsignor Ravignani che arriva a Vittorio Veneto, le vediamo insieme, l'inserto 14, perché volevo sentire il suo commento per quanto riguarda il discorso proprio della presenza. Ecco, eccolo qua che sta arrivando, non so se eccolo qua, Monsignor Ravignani, qui sta arrivando dentro, e anche ma mi ricordo il vescovo prima di Ravignani. Che era...
Eccolo qua. Ecco, qui bacia la terra che è il segno di entrata, qui proprio entra a Vittorio Veneto veramente in una presenza notevole di gente, era il 1983. Ma io ricordo Zaffonato, ricordati che dopo è stato mandato un prete, un vescovo ausiliario di Treviso, Carraro, per cercare di tamponare perché il vittoriese, anche con il vescovo Luciani che poi diventa Giovanni Paolo I, ha sempre avuto un rapporto un po' difficile con il vescovo. No, perché forse lui era, sai, ci sono dei vari gironi, c'è il girone del vescovo che è aperto a tutti, c'è il girone del vescovo che ha quel modo di autorità, di distacco, che vuole i cittadini che si inginocchino davanti a lui. No. Ecco, questo forse peccava di un po' di alterigia. Ma chi? Prima di Ravignani o Ravignani? No, Ravignani. Ravignani? Sì. Ok, allora adesso torniamo in studio perché qui il tempo passa. Diverso da Papa Luciani, certo. E dal vescovo Luciani. Allora, torniamo velocemente perché ho tante cose da chiederle e poco tempo come sempre. Allora, andiamo all'RVM numero 1 perché adesso facciamo vedere il Monsignor Mistrorigo nel 1980. Perché voglio chiedere allora, considerando che secondo lei il vescovo di Vittorio Veneto Ravignani era un po', diciamo così, un po' staccato rispetto al territorio, il Monsignor Mistrorigo invece com'era? No, il vescovo Mistrorigo... Lei era in Casamarca a quel tempo, giusto? Sì, ero in Casamarca, ma Mistrorigo, quando lo avvicinavi, ti sentivi che trasmetteva un fluido particolare, per cui tu ti sentivi subito a tuo agio, hai capito? Senza la carica... Eccolo qua. E veniva a trovarmi, porca miseria, che bello che era. Veniva a trovarmi? Sì, in Casamarca no. Pare che Casamarca, no, Cassa di risparmio della Marca Trevigiana, non confondiamo, eccetera. Che sia chiaro. Venivano là, eccetera. Io ero legale, allora mi domandava come va l'economia, eccetera. Era un uomo che voleva conoscere tutto e tutti. Capito? E mi diceva, dottor, se ha qualcosa da dirmi, al mio dia. Sì? Così? Sì, io ti parlo per esperienza personale, io non sono uno che legge i libri e dice le cose che non ha vissuto. Io voglio dire le cose che io ho vissuto. Ok, allora adesso invece ci sentiamo velocemente l'inserto 06, è il 19 novembre 1988 e Monsignor Mistrorigo lascia. Sì. Sentiamolo insieme, è un RVM sonoro, mi sembra abbastanza veloce. Stanno in piedi, ma insomma faremo presto. Usciva questo versante. Carissimi sacerdoti, autorità e fedeli tutti, per incarico della sede apostolica vi ho convocato quali rappresentanti del presbiterio e della comunità diocesana per comunicarvi che il Santo Padre Giovanni Paolo II in data odierna ha accolto la mia rinunzia che già gli avevo presentato 20 mesi or sono per raggiunti limiti di età a norma del canone 401 paragrafo primo del codice di diritto canonico. E oggi stesso egli ha chiamato a succedermi Monsignor Paolo Magnani, vescovo di Lodi. Cosa si prova a risentire la voce di Mistrorigo? Ti posso dire che Mistrorigo
ha interpretato in maniera ottima il Vangelo di Cristo. Semina sul terreno fertile, e credo che abbia seminato e sono nati virgulti pieni di amore e di affetto, perché lui ha trasmesso la carica che aveva dentro nel cuore, disponibilissimo, avvicinabile e sempre sensibile alla situazione delle varie persone, delle varie famiglie, perché più di qualche volta venivano da me, tu sai come che sei in banca, te che vedi di tutte le sorti, tutti i colori, e io dico, ascolta, prova ad andare dal vescovo se l'è qualche strada da percorrere, qualche soluzione, dici che ti manda Gentilini. Sì, cioè cose che ho vissuto, le balle a me non piacciono. Bene, allora adesso passiamo avanti perché passa il tempo e abbiamo tante cose da vedere. Adesso vi faccio vedere un RVM muto. Siamo già passati avanti, arriva il nuovo vescovo, il vescovo Magnani, ed è in Duomo, sono delle immagini con i politici del 1988. Volevo far vedere queste immagini, l'inserto è il 19, perché volevo capire invece il rapporto del vescovo Magnani con la politica. Qui abbiamo Gentilini che con Magnani diventa sindaco, quindi diventa lo sceriffo di Treviso. Com'è il rapporto con il vescovo Magnani? Guardi, una sintonia perfetta che dura tuttora, perché in Borgo Cavour io lo trovo sempre e ci abbracciamo, perché forse tutti e due nel loro ambito hanno trasmesso qualcosa che è stata recepita e guardando tutte queste immagini, tutti questi sacerdoti, perché questo è il momento, è praticamente il primo insediamento sostanzialmente del vescovo entrante Magnani, parliamo dell'88 insomma, no? E poi c'è una panoramica in cui ci sono proprio tutti i politici. Ecco, la politica e la Chiesa adesso ha lo stesso rapporto, la stessa affezione di quei tempi, secondo Gentilini? No, io credo... Cos'è che non c'è più di collegamento? No, io credo che la politica di allora, nei confronti della Chiesa, fosse più vicina. Adesso vedo che la Chiesa forse invade campi non suoi, perché potere temporale o potere ecclesiastico. Io voglio la scissione, e che ci siano delle decisioni, devono essere concordate, non calate dall'alto, perché alle volte io vedo che l'attuale Papa cala dall'alto certe decisioni e a me non piace, perché io rappresento il mio popolo e quindi non voglio nessuna imposizione, come non la voglio da qualche politico, sia chiaro. Qui continuiamo a vedere questa celebrazione e in prima fila, qui c'è il momento in cui appunto Guarda che bello, mi fai rivivere i tempi. Monsignor Magnani. Monsignor Magnani. Non ti dico che lo trovo sempre, col parroco di Sant'Agnese, e ora Gentilini, come stai, come sta tua moglie, eccetera. È un momento... Ed è un vescovo che pur venendo da Lodi ha deciso poi di stare a Treviso, perché anche come ministro Rigo ha deciso di stare a Treviso. No, vi posso dire una cosa, Gentilini mi do una villa, mi passo sulla Costa Azzurra o a Genova, quando finisco la mia carica di vescovo, torno là. Dico, eccellenza, sta attento perché il Treviso forse è molto ma molto migliore e difatti ha ristrutturato un appartamentino davanti al Pio X e vive qua tranquillo. Guarda qua,
Bernini, Vitorino Pavan, Angelo Pavan, tutta gente che è andata avanti quasi tutta, come diciamo noi alpini. Dino De Poli. Va bene, allora torniamo in studio perché qui il tempo scivola via, poi con Gentilini abbiamo sempre mille cose da raccontare. Allora, proprio per parlare del rapporto tra Chiesa e politica, c'è un'intervista del 1991 fatta a Monsignor Magnani, l'inserto è il 15, lo vediamo poi lo commentiamo. Adesso lo stanno cercando e devo dire che insomma la Chiesa e politica è sempre stato così un potere temporale e potere ecclesiale, è sempre stata di comunanza. Da quel di Cesare è Dio quel che è di Dio, ricordati, non dimenticarlo mai. Se non lo troviamo, l'ho assunto io, sostanzialmente Magnani diceva che deve esserci un rapporto costante tra Chiesa e politica, deve esserci un rapporto costruttivo. Certo. Però al sindaco Gentilini il rapporto costruttivo con Magnani c'è stato oppure c'è stato anche momenti di tensione? Con Magnani ti posso dire che il rapporto è stato ottimo e abbiamo trovato in certi problemi le soluzioni in sintonia. Non mi ha mai fatto valere la sua carica di vescovo, non mi ha detto ipse dixit, no. Ecco, e secondo lei come ha gestito ad esempio il fenomeno dell'immigrazione? Perché lui è conosciuto, ricordato per aver messo ad esempio la tendopoli, per aver raccolto i migranti sotto lì al Duomo. Insomma. Qua ci sono state delle distonie, ecco. Ma io ti posso dire, se parli di Mazzucato, del vescovo, ecco perché ti dirò una cosa che forse nessuno conosce, ma conosciamo io e il vescovo. Allora, facciamo così, andiamo direttamente all'inserto 21, proprio perché andiamo a parlare dell'addio di Monsignor Mazzucato, è il dicembre del 2009. Perché sennò veramente ci vogliono 15 puntate, perché 40 anni di diocesi di Treviso non sono facili da raccontare. Allora andiamo direttamente al servizio con l'addio a Monsignor Mazzucato nel dicembre del 2009 ed è l'inserto 21. Non sono più vescovo, però qui sono nato, qui sono stato battezzato, qui sono diventato sacerdote, qui Sua Eccellenza Monsignor Magnani mi ha consacrato vescovo. Questo legame resta comunque e questi segni ci ricordano il cammino fatto. Un intenso e accorato applauso ha suggellato i passaggi chiave dell'ultima celebrazione trevigiana di Monsignor Andrea Bruno Mazzucato. La città si è fermata per l'ultimo abbraccio all'arcivescovo designato alla guida della diocesi di Udine. Ora io ho finito il mio compito, ma la Chiesa di Treviso continuerà il suo cammino. Il Signore in questi 5 anni in cui abbiamo camminato assieme ci ha dato segni abbondanti per avere fiducia e speranza. Durante l'omelia più volte l'Alto Ministro ha sottolineato come questi 5 anni alla guida della diocesi abbiano riservato fatiche ma allo stesso tempo non siano stati per nulla avari di attestazioni, anche da parte di quelle autorità che riempivano i primi banchi del gremito Duomo, i sindaci con gobbo in testa, i leader politici, le autorità civili e militari. Ma quello di Treviso con Monsignor Andrea Bruno Mazzucato non è stato un addio. Si tratta infatti di un rapporto indissolubile, come sottolineato dal vescovo ma anche dal primo cittadino di Treviso nel corso dell'incontro con i sindaci a margine della celebrazione. Direi che abbiamo avuto fra noi un nostro fratello, inteso in tutti i sensi, nella logica di identità, nella logica di storia, nella logica di cultura. Da domani intanto la Santa Sede ha nominato amministratore apostolico della diocesi di Treviso il patriarca di Venezia Monsignor Angelo Scola. Si tratta di un gesto che fa ben sperare per il futuro di questa diocesi, ha concluso ancora una volta tra gli applausi l'ormai ex vescovo di Treviso. Allora, un commento questo è una vera espressione della stirpe del Piave. Sì. Mazzucato. Ecco, ma allora devo andare già alle conclusioni. Ma dopo... Monsignor Tomasi, cosa dovrebbe invece apprendere il nuovo vescovo che arriva domenica? A scendere dal pulpito e andare in mezzo alla gente. Come ha fatto Mazzucato? Come ha fatto Mazzucato. E carissimi cittadini, vi voglio dire una chicca per quanto riguarda il vescovo Mazzucato. Un giorno ci troviamo
e gli feci una domanda. Ascolta, Vescovo, cosa ne dici del Vangelo secondo Gentilini? Sì, Giancarlo, go sentio. Dimmi quello cos'è. Dio, patria, famiglia, ordine, disciplina, rispetto delle leggi, prima gli altri e dopo quegli altri. E sai qual è stata la risposta? Giancarlo, ci sono tanti Vangeli apocrifi, ma forse ci sta bene anche il tuo. Allora, non ho tempo, però una battuta. Gardin, Monsignor Gardin, in una battuta. Monsignor Gardin, ho avuto pochi rapporti, perché purtroppo la città era stata data in mano a Manildo e quindi quello è il vescovo di Manildo, ma non certamente il vescovo di Gentilini, sia chiaro, pacifico. E dopo volevo anche dire che io sono stato cresimato dal vescovo Lucianino. Ecco, Giovanni Paolo I. E quel giorno che sono andato, perché ero anziano ormai, perché ci siamo scambiati così, di discorsi, eccetera, e lo ricordo con tanta tenerezza e tanto affetto. Purtroppo qui c'è stato un errore del Padre Eterno, perché quando è diventato Papa il Padre Eterno non doveva chiudere il rubinetto. Così velocemente. Ecco. Senta, in una battuta, poi devo andare con la pubblicità. Un consiglio al Vescovo Tomasi che comincia domenica. Vescovo Tomasi, niente, e poi venga da Gentilini e dirgli, ascolta, sindaco, perché il sindaco è merito, dimmi qual è la prima cosa che io devo fare, e allora vieni giù dal pulpito e scendi in mezzo alla gente. Come ho fatto io, sono sceso da sindaco in mezzo alla gente, mi sono interessato in prima persona, mai per delega, di tutte le problematiche. Devi trasmettere una carica vitale, una carica che ti fa essere un esempio per tutti noi. Ecco, questo, caro Vescovo Tomasi, ama il prossimo tuo come te stesso. Ecco, vedi, io ho avuto 9 anni di istruzione al Collegio Pio X e ti posso dire che in tutti i comizi del mondo che ho fatto ho sempre portato in primis l'insegnamento di quei grandi maestri del Collegio Pio X. Grazie a Giancarlo Gentilini. Adesso noi ci fermiamo. Un abbraccio e un saluto. E adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi l'ultimo blocco lo affrontiamo con un giornalista che da 40 anni scrive di Treviso Trevigianità, ovvero Andrea Passerini. È un messaggio che vorrei fosse anzitutto di comprensione, di stima, di simpatia e di amicizia, perché ritengo che il lavoro che i giornalisti fanno sia un lavoro molto spesso difficile e anche delicato. Penso che quanto possono fare per costruire una società migliore sia nel loro intento e sia nella loro preoccupazione di ogni giorno. So che spesso ai giornalisti si rimprovera di creare un'atmosfera non facilmente respirabile, con alcune accentuazioni nei servizi, con alcune informazioni. Io penso invece che sia più giusto dire ai giornalisti: siete degli operatori che in senso positivo possono far crescere nella comunità l'affetto a quei valori fondamentali senza i quali una comunità umana non si costruisce. Per questo dicevo un messaggio di simpatia, di amicizia e di comprensione. Beh, insomma, 1983, Andrea Passerini, sembra una riflessione di oggi. Attualissimo. Ci
Senti, ti abbiamo convocato perché ci serviva il giornalista che raccontasse questi 40 anni di diocesi trevigiana, e tu insomma i 40 anni li hai scritti perché sei entrato in tribuna sostanzialmente all'inizio, quindi quando c'era Mistro Rigo, tu eri ragazzo di bottega? Sì, ragazzo di bottega. Come te lo ricordi Mistro Rigo? Mistro Rigo aveva sempre questa grande eredità. Adesso te lo facciamo anche rivedere. L'inserto è lo 03, così abbiamo un Mistro Rigo, lo teniamo in sottofondo, che parla della solennità dei morti in chiesa, se non sbaglio, intanto lo vediamo. Mistro Rigo come te lo ricordi? Mistro Rigo ha gestito la fase del concilio, quindi questa grande eredità, e soprattutto ha vissuto una chiesa trevigiana ancora molto istituzionale, molto forte, molto radicata nel territorio, una chiesa che ancora molto strutturata. Io ricordo uno dei primi servizi che feci fu per esempio sulla presenza missionaria nel mondo. La chiesa trevigiana, i cosiddetti tralci nella vigna del Signore, ma nei 5 continenti ha espresso forse 1 migliaio di missionari. E tuttora continua anche in prima linea. Ci sono stati sacerdoti che hanno visto i loro fedeli o gli altri colleghi missionari addirittura assassinati dalla criminalità o dalle bande, ci sono stati sacerdoti sequestrati, e quindi era una chiesa forte, non che adesso sia debole, ma certamente se pensiamo alla chiesa di quegli anni, per presenza, per radicamento, per carisma, era una chiesa in una provincia molto bianca, estremamente cattolica, che esprimeva tutta la forza di una presenza territoriale più che capillare. C'è chi dice che Monsignor Mistro Rigo fosse come dire, un guanto di velluto però su diciamo così, un pugno d'acciaio. Insomma, la Chiesa come struttura ha sempre avuto una sua autorità. Certamente, se pensiamo anche all'autorevolezza del mondo ecclesiastico di allora rispetto a oggi, senza nulla togliere, certamente anche la Chiesa ha risentito dell'evoluzione dei tempi. In 40 anni siamo passati da Mistro Rigo, appunto, che celebrava questa chiesa, che era l'espressione di questa chiesa molto forte, a un francescano come Gardini, che invece ha tenuto un profilo decisamente più basso. Qui faccio solo un confronto di presenza all'insegna del francescanesimo, del pauperismo, degli inviti al bene comune, quindi a rimarcare poi, in fin dei conti, quella che è stata, secondo me, la grande, sempre spina dorsale storica della Chiesa trevigiana, cioè la comunità, il sociale, il bene comune, la solidarietà, l'impegno per gli ultimi, che sono poi coordinate, che non a caso sono stati come dei testimoni che sono poi passati da un vescovo all'altro. Ecco, secondo te il vescovo Tomasi da chi deve assorbire e che cosa dovrebbe assorbire, ad esempio, dalla storia di Monsignor Mistro Rigo? Cioè, che cosa dovrebbe far suo di questi 30 anni di vescovado? Se è vero che Mistro Rigo è stato, dicono, anche uno dei protagonisti del concilio, certamente la stagione conciliare ha segnato una rivoluzione che, come dire, i cui semi e i cui lieviti restano ancora oggi, e tanto più in una Chiesa che deve fare i conti con una presenza, una presenza di fedeli che credo va calando progressivamente in maniera vistosa, e con una crisi di vocazioni, perché un altro grave problema interno che Treviso, io per esempio qui apro una piccola parentesi, Magnani fu uno dei precursori a metà degli anni 90 all'apertura delle donne, allora con questa figura della cooperatrice pastorale di aiuto e supporto ai parroci. Mi ricordo le prime ragazze
che fecero il voto e creò questa figura tuttora attiva nella Chiesa trevigiana e fu un assoluto precursore, non del sacerdozio femminile, perché allora quando scrissi sembrò che dovete andare sempre con i piedi di piombo, ma... ma sappiamo che tu comunque... Allora, però, giusto per lanciarti un altro sassolino, secondo te Monsignor Tomasi dovrebbe invitare Papa Francesco a Treviso? Perché adesso ti faccio vedere, il 15 giugno 85 pioveva, era sera, faceva anche freddo pur essendo giugno, il Papa arriva in Piazza dei Signori, guardatevi queste immagini perché sono immagini davvero storiche e soprattutto esclusive perché non ce le ha più nessuno. Guardate il Papa Giovanni Paolo II che arriva in Piazza dei Signori, l'inserto è il 10. Guarda che roba. Eccoci qua. È anche una Piazza dei Signori diversa, stavo guardando qualche insegna commerciale. Se magari riusciamo a vederlo ancora un po', magari, eccolo qua, perché poi tra un po' ridaremo l'audio alla registrazione, perché guarda Mazzarolli, cioè guarda che piazza, guarda gente assiepata, poi veramente sono immagini che ti danno un senso della Chiesa. Questo secondo me è proprio stato l'apice della Chiesa trevigiana di questi ultimi 40 anni. Sei d'accordo? Sicuramente, poi Wojtyła è un Papa di grandissimo carisma che ha certamente segnato un'evoluzione, ma direi anche, non dimentichiamo poi il legame della diocesi con la casa vacanze di Lorenzago, che era della diocesi con tutte le vacanze dei papi in Cadore. Abbiamo anche quello in archivio, quindi però, ecco, vabbè, no, certo ci sarebbe, c'è un filone fortissimo, non dimentichiamo guarda che immagini, guarda, Piazza dei Signori, tra un po' dopo pioverà anche, sono tutti lì ed erano lì credo dalla mattina, adesso, non so tu dove eri, io ero sotto, ero lì. Beh, non mi si vede. Però che effetto. No, vorrei ricordare anche gli assistenti Gugel e Cibin trevigiani che hanno vissuto in Città del Vaticano in prima persona tutte le vicende anche drammatiche dalla morte di Papa Luciani all'attentato, cioè, quindi stiamo parlando di una presenza trevigiana a livello anche vaticano altissima. Va bene, io devo dire in quella RUM c'era anche un pezzettino dove c'era Mazzarolli che parlava, però siccome il tempo scivola via, ve lo farò vedere un'altra volta, voglio inserirmi invece sempre il Papa, poi cambiamo e andremo a vedere invece gli altri vescovi. Sempre con Monsignor Mistroligo, 16 giugno 85 il Papa va all'ospedale Ca' Foncello di Treviso e vi prego di vedere un attimo quando parla con un probabilmente ammalato. Vediamo insieme l'inserto il 13 e devo dire fa effetto vedere il Cafoncello in questa. Qui ovviamente siamo al giorno dopo, questo è il Cafoncello dalla parte della chiesetta e qui tra l'altro la presenza è solo per gli ammalati e per i consacrati che facevano attività all'interno dell'ospedale. Tra l'altro ormai di suore in ospedale ce ne sono sempre meno, anche in casa di riposo non ce ne sono più, abbiamo sentito l'altro giorno. Molte straniere. Riguardare questo Cafoncello? Anche perché sono passati appunto 34 anni e li misuriamo tutti. Questi proprio sono gli originali, cioè quelli che noi chiamiamo in gergo. Eccolo qua, guardate questa immagine e lui che si sofferma, mi ha colpito, ecco guarda, questo gesto mi ha colpito tantissimo, veramente, mi ha colpito tantissimo. Mentre, adesso volevo farvi vedere, guarda i politici, attenzione. Adesso faranno la genuflessione domenica secondo te i nostri amministratori? Non credo, ma stiamo parlando veramente di un'altra era da questo punto di vista. Poi certamente come ha rotto Papa Wojtyła i canoni con questa presenza vistosa nella comunità, pensiamo
cosa ha rotto Papa Francesco, che il giorno dopo andava a pagarsi l'albergo, andava in passeggiata per Roma, cioè certamente c'è veramente un andare sempre più della Chiesa, sempre meno, come dire, sempre più presente vicino ai fedeli, anche perché, ripeto, i fedeli sono da difendere e forse da riconquistare, perché mai come oggi nel paese che ospita la città del Vaticano e dei Patti Lateranensi il problema della presenza dei fedeli e della partecipazione alle messe, alle cerimonie è certamente una priorità. Bene, noi adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi riprenderemo sentendo velocemente la lettera con la quale Monsignor Mistrorigo dava le dimissioni da vescovo, era il 1988, tra qualche istante. E anche se per raggiunti, anzi oltrepassati, limiti di età, lascio doverosamente il governo a spalle più giovani delle mie, non lascio però il servizio dell'amore, delle visite di amicizia, del conforto, dell'incoraggiamento, delle funzioni nelle parrocchie dove potrò essere invitato, della comunione di vita, specialmente con chi ha maggior bisogno. Desidero in una parola di rimanere trevigiano a tutti gli effetti. L'ho scelta proprio per questa frase, perché sia Monsignor appunto Mistrorigo che Monsignor Magnani poi sono rimasti a Treviso, pure se non è venuto da Lodi, e invece Monsignor Mistrorigo veniva, lui è nativo di Chiampo nel Vicentino, poteva benissimo tornare a casa, invece decidono di rimanere a Treviso. A Treviso si sta bene, anche se si fa il vescovo, poi si diventa emeriti. Beh, emeriti certo, ma... Beh, e poi Mistrorigo credo visse fino alla soglia di 99 anni, sì, appunto, 2017, fino quasi alla soglia dei 99 anni. Ma Mistrorigo poi parte da 30 anni che insomma i vescovi successivi non hanno avuto più questa durata, 30 anni di guida e di timone di una diocesi importante come quella trevigiana sono creano anche una figura, un carisma ovviamente. Senti, però ecco, Magnani che si ferma qui, ma io per esempio ricordo adesso tutti questi lievi, appunto essendo ragazzo in bottega sotto Mistrorigo, io ricordo per esempio quando si parla di temi attuali, temi lanciati allora che oggi sono attualissimi, Magnani venne qui accreditato con una fama di vescovo verde, tra virgolette, esatto, perché a Lodi aveva scritto alcuni documenti e alcune lettere sul tema del rispetto dell'ambiente e del creato. Caschi, giusto, fatalità. Caschi giusto, a precisione, perché adesso io vi faccio sentire un'intervista dell'88 del Vescovo Magnani appena insediato, è la prima intervista che fa ad Antena 3 e la fa a Stefano Masini, l'inserto il 18. Sentite cosa dice a proposito appunto dell'ambientalismo. Dai suoi primi incontri lei ha dimostrato un particolare interesse per le nuove povertà, incontri con i tossicodipendenti e prossimamente mi sembra anche con i terzomondiali qui residenti. Sì, ci vuoi parlare di questo suo... Io penso che la Chiesa in modo particolare deve essere non solo attenta, ma deve porsi al servizio di queste nuove povertà, perché secondo me queste nuove povertà esprimono i punti più delicati e più acuti di una crisi, la crisi di una cultura, la crisi di una società, la crisi di una visione della vita, direi anche la crisi di una civiltà. E vorrei aggiungere questo, l'incontro con le nuove povertà per me costituisce anche un incontro che rivela o testimonia al meglio quello che il Vangelo dice, farsi prossimo. Lei è stato spesso definito un vescovo ambientalista. Sì. Mi sento un vescovo soprattutto ambientalista, così come
come qualifica prevalente la ritengo eccessiva. Indubbiamente mi sono occupato sotto il profilo pastorale dei problemi dell'ambiente, perché ritengo che nel problema dell'ambiente confluiscono i problemi della qualità della vita umana e del rispetto della vita umana, quindi l'ambiente è considerato non come una forma di idolatria della natura, ma considerato come l'habitat entro il quale una persona deve crescere, deve maturare meglio. 30 anni fa, sì, 1988, sembra oggi. Poi però devo dare atto, e questo è un altro capitolo di cui la Chiesa trevigiana secondo me ha scritto pagine fondamentali per la nostra comunità. Primi anni 90 c'è la crisi dello sgombero dell'ex Scardarsi a Castelfranco, e Magnani a Castelfranco in piazza Giorgione crea la tendopoli. Fu uno dei primi fatti clamorosi che portarono Treviso in prima fila ovviamente sul problema dell'immigrazione. Magnani poi nel 2002 visse quella altra pagina clamorosa dell'accoglienza nel Sagrato del Duomo, quindi nella prima chiesa della diocesi, nella chiesa più antica del territorio, praticamente a casa del vescovo, dei migranti senza casa, e lì ricordiamo anche lì fu un caso veramente nazionale. Però al di là di questi casi eclatanti va riconosciuto alla Chiesa trevigiana sicuramente un ruolo fondamentale, assoluto, nell'accoglienza sin dai primi anni 90, sin dagli albori. Il fenomeno migratorio è stato gestito in gran parte, non esclusivamente, dal mondo cattolico, le canoniche vuote o abbandonate o dismesse che venivano recuperate come dormitori. I primi esperimenti dei preti più impegnati, Don Giuliano Vallotto, mi ricordo la prima casa interetnica, mi pare a Ponte di Piave, ma la Chiesa fu in primissima fila nell'accoglienza e nella integrazione, e questo lavoro venne poi certificato dagli studi e dai rapporti sull'immigrazione in tutti questi anni, che definivano Treviso un modello di integrazione positiva. Ecco. E fu un risultato paradosso di cui la Lega si appropriò a livello politico. La Lega, che non fece nulla e si opponeva agli immigrati, diceva: vedete, la nostra politica è la migliore perché poi viene certificato che a Treviso c'è una grandissima integrazione. Certo, c'era stato un lavoro sotterraneo straordinario. In primo luogo va riconosciuto alla Chiesa e in particolare alla Caritas. Ecco, giusto per rimanere così in linea, che cosa dovrebbe come dire, appropriarsi il nuovo Vescovo Tomasi dell'operato di Monsignor Magnani? Ma sicuramente credo che tutta la Chiesa trevigiana, in questo farsi prossimo che abbiamo sentito poco fa da Magnani, è un filo che più lega, quello che non l'ambientalismo, è un filo evangelico. Anche l'ambientalismo sicuramente ci sono sfide allora come sfide oggi. Mi pare che qualche parroco anche nelle zone del Prosecco si sia preso a cuore le sorti, anche se parliamo di altre diocesi, ma non c'è niente da fare. Mi pare che qualche parroco si sia preso la penna sa pungere quando ci vuole. No, ma certamente il nuovo vescovo arriva con un profilo come dire molto particolare, perché lega diverse esperienze e culturali e professionali. Qui abbiamo un vescovo che ha un master alla Bocconi e che sicuramente in un territorio di imprese, di partite IVA, di economia che deve farsi solidale, ha di che parlare. Abbiamo un vescovo giovane, abbiamo un vescovo che vive un territorio come Bolzano, che certamente è un territorio particolare, ma che per senso della comunità, per senso dell'identità ha delle affinità con questa provincia, e parliamo anche dei temi dell'autonomia, per esempio. Bravo. Chi arriva da Bolzano, voglio dire, sa benissimo cosa vuol dire autonomia. Aggiungerei, così anche a livello personale, è un vescovo che ha fatto obiezioni di coscienza, quindi sicuramente sui temi della solidarietà, del fare comunità, dell'attenzione ai deboli e agli ultimi,
ha sicuramente anche qui qualcosa da dire anche per servizio e esperienza personale. Se dobbiamo correre, perché è bellissimo nelle tue riflessioni, però ho due cose da farti vedere e a farvi vedere ai nostri telespettatori. L'addio di Don Bruno Mazzocato nel dicembre del 2009 e poi lo compariamo con invece l'addio del Vescovo Gardin e il passaggio a Tomasi. Allora cominciamo con il Inserto 22, giusto per poi parlare appunto di Monsignor Mazzocato. Teologo ed educatore, amico dei giovani e sensibile alla crisi, vicino agli ultimi e curioso delle novità. È il 18 gennaio 2004 quando Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, succedendo a Monsignor Paolo Magnani, viene accolto in Duomo come nuovo vescovo di Treviso. Un ritorno a casa per un sacerdote nato il 1 settembre 1948 a San Trovaso di Preganziol e a lungo padre spirituale, docente e rettore del seminario vescovile cittadino. 5 anni e mezzo in cui, forte dell'esperienza maturata nel triennio precedente come vescovo di Adria Rovigo, il presule ha modo di confrontarsi con le grandi sfide di una società che cambia. In una marca sempre più multietnica, Monsignor Mazzocato punta sulla comprensione reciproca. Se un appello vorrei fare è quello di non vivere in rendita su questo patrimonio, ma di coltivarlo. Questa però è pur sempre la Treviso leghista. Ho tentato di tenere come criterio il dialogo, contemporaneamente però anche con una libertà mia di poter esprimermi a ruota di nessuno, voglio dire. Primo vescovo a celebrare un matrimonio fra cinesi, a festeggiare il Natale e la Pasqua in carcere coi detenuti, a chiudere accordi con le banche per andare incontro alle famiglie in difficoltà economiche, a sfidare le telecamere in una prima serata in cui si racconta come uomo prima ancora che come prete. Ora per Monsignor Mazzocato è arrivato il momento dell'obbedienza, ma anche della sofferenza. Il momento forse più impegnativo l'ho vissuto quando ho detto di sì, perché sei da solo. Rivedere Don Bruno in quel momento di passaggio? Beh, è vero che ha giustamente rivendicato anche quella cosa del credito, mi ricordo l'aiuto alle famiglie, che anticipava poi temi sempre attualissimi, perché poi va detto che la Chiesa con le sue antenne sul territorio è una presenza e carica di esperienza e molto capillare, quindi certamente le antenne sul territorio alla Chiesa trevigiana non mancano. Ecco, cosa dovrebbe invece apprendere, cosa dovrebbe far suo il Vescovo Tomasi dall'opera di Don Bruno, di Monsignor Bruno Mazzocato, che adesso tra l'altro ci sarà anche lui domenica, verrà giù da Udine. Il rapporto con la Lega? Il rapporto con la Lega, certamente tutti i vescovi che hanno operato, ormai la Lega con 5 anni di andato ad eccezione di 5 anni di Manillo, ha governato 20 anni degli ultimi 25, quindi sicuramente chi è stato vescovo a Treviso, voglio dire, ma Magnani ben sa cosa Gentilini diceva dei preti rossi, quindi ecco, questa è storia di Treviso. In uno slogan, perché devo mandare ancora il servizio su Gardini. Certamente lui ha detto il dialogo nell'autonomia, certamente la Chiesa ha dei messaggi che non sempre collimano con le posizioni leghiste. Quindi insomma mantenere la propria distinzione, però cercando il dialogo. Ma il dialogo credo che la Chiesa l'abbia avuto sempre con chi è al governo. Sempre? Sì. Ma sembra di sì. Anche con quest'ultimo vescovo? Sì, quest'ultimo vescovo mi pare abbia sempre parlato, poi l'abbia lanciato messaggi magari in uno stile meno, come dire, eclatante, meno vistoso, ma il messaggio poi. Guarda che mi tira le orecchie il regista, fammi dare lo spazio per l'ultimo servizio di questa puntata, perché facciamo vedere il Vescovo Gardin il 6 luglio del 19, quindi praticamente ieri, è già storia, quando lui dice addio alla diocesi di Treviso e passa il testimone a Monsignor Tomasi. Che il Santo Padre ha nominato Monsignor Michele Tommasi del clero di Bolzano Bressanone vicario episcopale per il clero, nuovo vescovo di Treviso. Questo è l'annuncio ufficiale del successore di Monsignor Gardin alla guida della diocesi di Treviso. Ieri di fatto la notizia era già pubblica a Bolzano, anche se già da 2 luglio la comunicazione era arrivata dal Vaticano. Una nomina fuori dagli schemi della diocesi per il rettore del seminario vescovile di Bolzano Bressanone. Quindi non un monsignore, ma un sacerdote che prima sarà nominato vescovo direttamente da Papa Francesco. Ma chi è Michele Tommasi? L'ha descritto ai vertici della diocesi riuniti nell'episcopio di Piazza Duomo lo stesso Monsignor Gardin. È nato
a Bolzano il 9 luglio del 1965, il che significa che martedì compirà 54 anni. A Milano l'Università Bocconi, si è laureato in discipline economiche. Faccio presente che è figlio di madre tedesca e di padre italiano e quindi è perfettamente bilingue. Bilingue e laurea in economia, in molti vedono l'indicazione di Papa Francesco per un dialogo ad armi pari con l'imprenditoria del Nord-Est. Non a caso alcune sue pubblicazioni trattano di fede e lavoro. All'annuncio del Vescovo è seguita la lettera di saluto che il successore di Monsignor Gardin ha indirizzato a tutta la diocesi. Vivo lo stupore per questo dono inaspettato e la trepidazione per la responsabilità così grande che questo comporta. Per ultimo il Vescovo ha indicato i tempi della successione. La sua ordinazione è prevista, ipotizzata, adesso non è definita realisticamente intorno alla metà di settembre, ma è data da definire. Nel frattempo, pur teoricamente sede vacante, un Monsignor Gardin, evidentemente sollevato, ha confermato che continuerà a guidare la diocesi di Treviso. Come leggere la scelta del Santo Padre? Come un atto di grande attenzione nei confronti di questa diocesi. Beh, allora potremmo fare una puntata su questa, però intanto lo scoop l'hai dato te, ti ricordi? Sì, tu che per 24 ore prima avevi dato il nome e noi eravamo a cazzo. Abbiamo ricevuto un input dalle terre bolzanine. Quindi ti è arrivato l'input da lì. Vive con trepidazione questo carico, ha scritto Monsignor Tomasi. Un bel carico si prende. Sì, penso. Io credo che il primo a essere stato sorpreso sia stato lui sicuramente, perché questa nomina ha un po' scompaginato tutte le previsioni e, come dire, le ipotesi che giravano nel totonomi trevigiano. Però vedo che resta ancora quest'ambito nordestino, quindi una certa territorialità. Prima addirittura avevamo 2 vescovi trevigiani nelle diocesi trevigiane, esatto. Pizziolo e vescovo Mazzucato a Treviso. Cioè, ma c'era questa fortissima territorialità. Adesso vedo che l'ambito continua a essere questo ambito nordestino. Diciamo che come segno di rinnovamento è un segno molto forte anche per il profilo. In uno slogan, perché ho finito il tempo, qual è il consiglio del giornalista al vescovo entrante? Ma da giornalista tecnico una chiesa aperta anche rispetto alla stampa è sempre benvenuta. Io credo che Monsignor Tomasi troverà ancora una chiesa che, nonostante i problemi, la chiesa trevigiana è una chiesa ricca di personalità, di fermenti, di lieviti. Certamente non trova una chiesa ripiegata su se stessa, ma trova una chiesa molto attiva e molto impegnata, anche più di quanto fa trapelare all'esterno. Grazie al nostro Andrea Passerini, grazie a tutti voi per l'attenzione, abbiamo cercato di raccontarvi 40 anni di diocesi di Treviso. Intanto poi noi ci rivedremo domenica, perché ci sarà la grande diretta di Antenna 3, dalle 14 in poi seguiremo proprio il percorso di Monsignor Tomasi verso appunto la diocesi, verso il Duomo. Naturalmente cominceremo dalla domenica mattina alle 9:30. Ma questo naturalmente per quanto riguarda le immagini. Dalle 14 vi aspetto per la diretta e adesso la sigla, e noi poi ci rivediamo anche venerdì prossimo con una nuova puntata di 40.